La storia di Brion Vega è una storia lunga e complessa che ha, abbracciato una settantina d'anni della storia industriale dell'Italia. L'azienda Brion Vega ha puntato sulla scelta di personaggi che rappresentavano il top di quello che era l'industrial design italiano. Sono stati Saper, Zanuso, Bellini e in maniera particolare i fratelli Castiglione, in particolare Achille. Durante il proprio ciclo di vita nel Brion Vega sono stati sviluppati moltissimi oggetti, alcuni dei quali hanno mantenuto inalterate le loro caratteristiche di attrattività, gli oggetti che sono senza tempo e mantengono inalterato quello che è il valore, contro una tendenza al consumo decisamente poco etica. Quindi ci siamo concentrati su quella che è stata la radiocubo disegnata da Zanuso e Saper. Dal 2008 abbiamo deciso di rimettere in produzione il radiofonografo dei fratelli Achille e Pier Giacomo Castiglione. Un incontro che abbiamo avuto durante il Salone del Mobile con i funzionari del MoMA di New York è stato appunto deciso di inserire tra i loro oggetti in vendita anche il nostro radiofonografo. Brion Vega, che è nata nel Veneto, ad Asolo, poi si è spostata su Milano, poi è tornata a Pordenone, quindi siamo partiti dal nord-est e siamo tornati nel nord-est. Il tessuto industriale del nord-est è in grado di mantenere quell'altissimo livello di artigianato industriale che in altre aree d'Italia non sarebbe più reperibile. Milano mantiene una straordinaria attrattività, quindi abbiamo deciso di aprire circa un anno fa una showroom qua a Milano per avere una maggiore visibilità e soprattutto una più semplice frequentazione di quelli che sono i nostri partner, i nostri clienti.